Il patto per il territorio può essere considerato un simbolo di servizio di Forza Italia? È offensivo quello che lei dice. Il patto per il territorio è un movimento politico civico che nasce proprio in un momento di ribellione contro i partiti, quando i partiti vogliono eliminare la meritocrazia e la democrazia in un territorio. Questo in origine. Adesso ecco, c'è un rapporto con Forza Italia, uno dei cofondatori, Riccardo Gallo, è deputato nazionale e leader assieme a lei del Patto per il Territorio. Quando nacque il patto per il territorio, Riccardo Gallo non era deputato, lo è diventato in virtù del patto per il territorio. Ovviamente noi siamo di centrodestra con il patto per il territorio, questo lo abbiamo dimostrato, ma essere al servizio di Forza Italia assolutamente no, siamo in assonanza con Forza Italia. Una forza di centrodestra, un movimento che guarda al centrodestra, allora come si giustifica da Agrigento l'alleanza, l'intesa con il Partito Democratico, visto anche che a livello nazionale PD e Forza Italia ormai sono ai ferri corti? Ma ai cittadini in questo momento, secondo lei, la signora Messina Giovanna, il signor Castaldo Peppe, il signor Maniscalco Antonio, sono così preoccupati che il PD dialoga con Forza Italia e Forza Italia col PD? Io credo di no, loro sono preoccupati perché l'autobus non passa, la spazzatura ce l'hanno dentro le case, l'acqua non arriva bene, i disservizi sociali. Ecco perché dico, in questo momento dobbiamo pensare ad Agrigento, se vogliamo fare la vera politica. Hanno espresso la loro contrarietà Gibino, che è il coordinatore regionale degli Azzurri, e anche Falcone, che è il capogruppo all'Ars. Ecco, potrebbe anche esserci il rischio che questa intesa possa saltare. Io penso che l'onorevole Gibino avrebbe dovuto o interessarsi di più dei problemi di Agrigento, oppure come responsabile regionale creare ad Agrigento un organigramma di partito. Se noi avessimo avuto una struttura di partito ad Agrigento, Gallo avrebbe avuto in mano un argomento migliore politico per poter portare avanti in questo contesto e in questo momento argomentazioni politiche di altra natura. Non lo poteva fare, però Gallo, che conosce il territorio, sa bene che in questo momento questa alleanza di questa coalizione, che non significa fusione. Attenzione, noi siamo stati e saremo sempre alternativi alla sinistra, al PD, ma in questo momento siamo insieme. Si scandalizzano. Anche Firetto ha attaccato questa intesa tra Forza Italia e PD e ha detto: vi annuncio anche che il vincitore sarà Silvia Lessi, che è sponsorizzato da Riccardo Gallo. Quando Renzi si è candidato alle primarie, si sapeva che doveva vincere Renzi. Che fa? Non facevano le primarie o erano farsa quelle primarie? Ora si dice che vince Silvia Lessi, ma stiamo attenti che può darsi che non accada questo. Silvia Lessi, se vince, sarà il nostro rappresentante, ma se vince Peppe Vita, vince Marchetta o vince Epifanio Bellini, noi siamo tutta una cordata, tutti insieme appassionatamente, e ancora aspettiamo altri.